in collaborazione con Podere Pratale, Colline Alte, Borgo Tossignano, Vallata del Santerno, Imola, Ulivi. Ecco, questi potrebbero essere i tag o gli hashtag della puntata di oggi per usare un linguaggio social, ma noi ci occupiamo della storia dell'ulivo, delle radici e della grande passione dell'olio in queste terre. Vedremo anche il modo più semplice per cucinare con questo che non è un ingrediente ma è un alimento. I produttori agricoli impegnati nella consegna a domicilio. La pandemia ha spinto molti agricoltori ad effettuare questo servizio, un servizio molto apprezzato dai consumatori. Noi abbiamo fatto visita ad un ortolano che già da tempo effettuava questa attività. Ci occuperemo anche di olivo, di olio di olivo, vediamo com'è andata l'annata, com'è andato il 2020 e siamo andati in un oliveto del nostro territorio, in particolare siamo stati a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, dove c'è una rete di imprese che sta cercando di mettere a sintesi e portare a valore un prodotto tipico di quel territorio. Non solo vendemmia tra le campagne italiane, perché c'è un altro prodotto che denota il paesaggio e la produzione di queste aree mediterranee in senso generale, ed è la produzione dell'olio. Abbiamo raggiunto un uliveto, possiamo dire ad alta quota in qualche modo, siamo sopra le colline di Borgo Tossignano, ci sono praticamente tantissime varietà, si chiama Podere Pratale. Con noi il titolare di questa bellissima area, anche difficilmente raggiungibile, ci fa capire quant'è faticoso poi la raccolta, la molitura e fare diventare insomma un albero di olive e trasformarlo in olio. Si chiama, dicevo, Podere Pratale. Allora, Gianni Bettini, noi stiamo camminando lungo questa carreggiata che praticamente è punteggiata da tutti gli ulivi che hanno quanti anni in questo caso? Allora, qui è il primo impianto del 2003, perciò siamo a 17 anni di vita di questo uliveto. Ecco, poi abbiamo visto sia nel salire sia nel ridiscendere, perché qui appunto è un'area tutta di saliscendi, che ci sono anche nuovi impianti, alcuni già un po' più avanti, alcuni proprio immagino messi a dimora da pochissimo. Sì, sono complessivamente 2100 piante. Queste 2100 piante sono state, diciamo, dopo questo primo impianto del 2003, piantate nel 2006, poi nel 2016 c'è un salto di 10 anni e l'ultimo è dello scorso anno, ecco, 2100 piante. È una bella storia, perché tra l'altro qua sta riprendendo molto la coltivazione dell'ulivo. Dico riprendendo perché in effetti anche la storia ci racconta che era presente. Ecco, vedete che siamo anche in compagnia, perché naturalmente oltre ai raccoglitori ci sono anche amici che ci accompagnano, perché dicevo in apertura l'olio non è solo un ingrediente, è un alimento, quindi lo andremo ad assaggiare insieme a Davide Montanari. Allora, abbiamo raggiunto praticamente Sì, il punto dove si sta facendo la raccolta. Qui la raccolta è una raccolta a mano con agevolatori. Qua già vedo le reti, quindi possiamo entrare. Possiamo entrare e vedere il posizionamento. Così vediamo anche le piante. Certo, e raccontiamo anche le varietà, perché qui c'è abbastanza varietà di varietà, se Sì. posso usare un gioco di parole. Sì, qui la varietà prevalente è una varietà autoctona, la nostrana di Brisighella. La varietà che costituisce la DOP nell'areale brisighellese.
Qui siamo fuori dall'areale di Brisighella, ma veramente in prossimità. Diciamo che siamo collegati dalla vena del Gesso. Qui siamo a Tossignano, in comune di Borgo Tossignano, nella zona collinare che diciamo separa Borgo Tossignano da Fontanelice. Qui siamo sul livello del mare a 400 metri e, come dicevi tu, è un'olivicoltura eroica, si può dire, perché questi colli appunto sono stati migliorati dalle loro situazioni, diciamo, normali, per impiantare, dopo anni in cui erano dedicati a viticoltura e frutticoltura, in modo particolare all'albicocco, no? Che qui nell'Imolese, nella vallata del Santerno, era la coltura prevalente. Si sono iniziati, io sono stato tra i primi a introdurre questa bellissima coltura, che è molto bella dal punto di vista, diciamo, produttivo, ma ancora molto più bella, potremmo dire, dal punto di vista del paesaggio. Certo, tra l'altro da un punto di vista paesaggistico proprio possiamo dire, come ricordavo prima, che vigneti e uliveti punteggiano proprio questo nostro paesaggio. Citavi Brisighella, volevo anche ricordare che appunto l'Italia è paese tra i leader. Se il bacino del Mediterraneo detiene il 95% della produzione mondiale di olio extravergine di oliva, l'Italia è il maggior paese per consumi al mondo e il secondo per produzione e leader assoluto per oli a denominazione certificata. Sarebbero 43 DOP e 4 IGP. Allora, mentre noi stavamo percorrendo la carreggiata principale, intanto nei filari degli uliveti si stava procedendo alla raccolta, che sta continuando. In questo momento c'è il cambio delle reti. Allora, Gianni, come avviene la raccolta? Si stendono le reti e poi come si fa? Si stendono le reti lungo la fila degli olivi, si cuciono le due reti destra e sinistra rispetto alla fila e si assestano bene sul piano tra una fila e l'altra, nell'interfila. Poi si inizia, qui vediamo la raccolta manuale, che parte dalla raccolta con il rastrellino, per cui i rami produttivi che sono posizionati verso l'esterno e verso il basso vengono pettinati, e questa è la raccolta da cui si parte, soprattutto per la chioma nella parte bassa, nella sottana, diciamo, della pianta. Questo è un impianto allevato con il sistema policono, per cui troviamo 3-4 coni che devono essere raccolti per tutta l'altezza della pianta. Lo facciamo allora con degli agevolatori. Questi agevolatori vanno da uno scuotitore che afferra la branca principale, con un'azione meccanica la scuote in modo da provocare la caduta delle drupe. Altro sistema è quello che viene fatto con degli abbacchiatori a pettini. Gli abbacchiatori a pettini hanno un'alimentazione a batteria e hanno dei pettini che sono posizionati in modo tale da poter anch'essi, con delle lunghe aste al carbonio, di poter appunto scuotere e pettinare le chiome. Ecco, e tutti questi metodi praticamente non ledono né i rami né la pianta e tantomeno le drupe, perché la caratteristica di un olio buono è la raccolta al giusto punto di invaiatura, ma anche il mantenimento durante la raccolta, una raccolta velocissima che poi in cassetta parte per il frantoio. Sì, le olive vengono raccolte nelle reti, le reti dopo vengono le olive vengono messe in cassetta, e tutte queste operazioni sono molto importanti perché la drupa, così come le uve, devono mantenere l'integrità del frutto.
perché delle pressioni sul frutto non fanno altro che schiacciare e rompere le cellule all'interno della polpa e possono crearsi dei problemi di acidità. In questo caso non avviene tutto questo, poi l'oliva in cassetta viene poi caricata e portata al frantoio. Qui a 25 minuti c'è il frantoio imolese di Rossi Virgilio, per cui è veramente chilometro zero dall'oliveto al frantoio. Ecco, tra l'altro voglio proprio anche ricordare come, riprendendo in mano questa coltura, praticamente si è ridato vita e anima non solo al paesaggio, non solo alla produzione, ma anche a quella che si chiama un po' tutta la filiera, che comprende tanti tasselli, tra cui appunto i frantoiani, e poi naturalmente questo consente il fatto di mantenere anche aree marginali che invece così diventano non solo produttive ma pure belle e tengono pure anche in sesto, insomma, la nostra collina. Abbiamo solo citato vagamente le varietà, perché qui dicevo ce ne sono diverse. Questa ad esempio? Questa varietà è sempre la nostrana di Brisighella, la varietà autoctona qui dell'areale brisighellese, e noi siamo a poche centinaia di metri dal comune di Casola Valsegno, perciò uno dei comuni con Brisighella, Casola eccetera, che compongono l'area di coltivazione della prima DOP italiana. Hai altre varietà? Le altre varietà sono varietà impollinatrici. Allora vediamo quella principale qui, questa pianta che è stata inserita all'interno proprio del sesto d'impianto, no? Qui 5 metri tra una pianta e l'altra, 6 metri tra le piante. Questo è il sesto d'impianto. L'impollinatrice è questa più piccola. E questa è la ghiacciola. Questa si vede anche molto bene per le caratteristiche che la differenziano dalla nostrana di Brisighella, è la varietà principe, diciamo, come impollinante della nostrana di Brisighella. È molto importante questa combinazione perché assicura la legagione della nostrana di Brisighella, che tendenzialmente ha una fioritura in quantità incredibile, ma bassissima è normalmente la legagione. Perciò la ghiacciola è impollinante, così come altri impollinanti, però che non hanno esattamente la stessa, diciamo, durata di fioritura, non combaciano esattamente, almeno qui in questo areale, sono varietà di origine toscana, come il leccino e il pendolino. Ecco, tra l'altro qui si vede anche tutto l'apprendimento di anni di insegnamento, perché abbiamo detto che Gianni Bettini è anche stato un qualificato insegnante dell'Istituto Agrario Scarabelli di Imola, uno tra i più storici. Qui vediamo anche aiutanti in campo che hanno dato consigli che vengono dalla stessa scuola, altri che stanno raccogliendo, che sono anche studenti, insomma, avanzati anche in altri settori. E poi io saluterei però il capo uliveto, che si è dato tanto da fare, che in periodi non solo di raccolta ma anche di potatura, perché bisogna citarle queste persone che rappresentano la possibilità di restare su queste terre. Sì, diciamo, il mio collaboratore principale, a cui devo tutta quanta questa opera, che è un'opera quotidiana, è Bruno Innocenti, che vediamo mascherato ma che sappiamo riconoscere. È all'opera nella raccolta e a guidare questo gruppo di giovani. Allora, bellissimo. Io non so se riusciremo a mettere in questa puntata anche la ricetta finale, perché io mi faccio prendere dall'ulivo e credo anche giustamente, e volevamo fare anche alcuni cenni storici e andarlo ad assaggiare, quindi direi che mentre qui si continua a lavorare, perché ce ne sarà ancora per ore e ore e ore, forse giorni, noi ci rincamminiamo verso la salita e andiamo a raggiungere una postazione con Davide Montanari, assaggiatore ma anche, diciamo, narratore della storia dell'ulivo.